Ben ritrovati amici di Diffusion e di DTV, 150esima puntata della nostra trasmissione, vale a dire 150 giornate trascorse insieme in pochi mesi, perché diciamo abbiamo iniziato a settembre, siamo a maggio, quindi non tantissimi mesi. Un appuntamento quotidiano che non vi ha mai deluso. Ricordiamoci anche perché seguire Diffusion, perché noi trattiamo sempre argomenti che vi stanno a cuore. Il lunedì vi facciamo iniziare alla grande con la nostra musica e tra poco andremo a scoprire qual è l'ospite della nostra Valentina, e il martedì parliamo dei vostri diritti. Il mercoledì questa settimana puntata da non perdere, andiamo verso l'estate e ci vuole il trucco giusto per andare a ballare, e poi giovedì rispondiamo alle vostre domande sulle tartarughe, e il venerdì, questo venerdì, è da mettersi seduti comodi sul divano perché l'ospite di Alan è niente meno che Sgabanazza, il più bravo raccontatore di barzellette di tutta l'Emilia Romagna. E allora adesso spazio alla musica e a Gioele Calderoni, che è il giovane ospite della nostra Valentina. Grazie Deborah per la linea e un saluto a tutti i telespettatori. In questa puntata mi farà compagnia un ragazzo giovanissimo che mi sento di poter definire un artista a tutto tondo. Sa ballare, sa recitare e sa cantare. Io ho il piacere di presentarvi Gioele Calderoni. Buonasera. Ciao Gioele e benvenuto nei nostri studi. Allora, procediamo per gradi. A 8 anni hai iniziato col teatro per poi passare alla danza e al canto. Stasera che cosa fai? In che cosa ti esibisci? Stasera canto, che mi sembra la cosa migliore delle tre. Ok, quindi il canto è prevalso rispetto alle altre discipline. Sì, come assolutamente, mai? perché innanzitutto diciamo che il canto è sempre stata la mia grande passione, e quindi da bambino diciamo che ho iniziato per primo a fare teatro, ma il teatro l'ho fatto perché diciamo mia zia fa per hobby la regista, e quindi abbiamo iniziato con la parrocchia. Ti trascinava? Sì, mi trascinava mia zia, e dopo è stato tutto di lì che è partito il teatro. Mentre col ballo è stato un percorso che è venuto dopo, quindi diciamo che essendo stato sempre il canto la mia grande passione, diciamo che è prevalso per forza di cose, ecco. Quindi la tua prima canzone che ci fai ascoltare qual è? La mia prima canzone è La voce del silenzio. Allora torno dopo per proseguire l'intervista. Ok. Volevo stare un po' da solo per pensare, tu lo sai. Ed ho sentito nel silenzio una voce dentro me. E tornan vive troppe cose che credevo morte ormai, e che io tanto amato dal mare del silenzio ritorna come un'ombra nei miei occhi. Ma quello che mi manca nel mare del silenzio mi manca assai molto di più. Ci sono cose in un silenzio che non m'aspettavo mai. Vorrei una voce ed improvvisamente ti accorgi che il silenzio ha il volto delle cose che hai perduto. Ed io ti sento amore, ti sento nel mio cuore, stai riprendendo il posto che tu non avevi perso mai, che non avevi perso mai, che non avevi perso mai. Ed improvvisamente ti accorsi nel silenzio
sono cose in un silenzio che non mi aspettavo mai. Vorrei una voce ed improvvisamente ti accorgi che il silenzio ha il volto delle cose che hai perduto. Ed io ti sento amore, ti sento nel mio cuore, stai riprendendo il posto che tu non avevi perso mai, che non avevi perso mai, che non avevi perso mai. Complimenti Gevele, poi questa canzone di Massimo Ranieri non è assolutamente semplice da cantare, ma tu ci sei riuscito benissimo. Ho letto che dal 2006 ti esibisci in varie manifestazioni, matrimoni, ristoranti come piano barista e hai già tenuto un mini concerto. Spiegaci un po' meglio. Sì, diciamo che è nata questa sorta di idea che è venuta a mia madre col fatto che ha un bar tutto suo e quindi in piazza, nella piazzetta del mio paesino, cioè di Cotignola, e quindi lei mi ha dato questa opportunità di creare, diciamo, questo mini concerto dove posso esibirmi tutte le estati in agosto. Praticamente funziona che lei fa la chiusura del negozio e quindi io dopo, per festeggiare la chiusura, tengo questo mini concerto e ogni anno diciamo che cambio, diciamo, gli ospiti a questo concerto perché ci sono vari miei amici che cantano, che hanno cantato con me negli anni passati e quindi facciamo, diciamo, un giro delle conoscenze. Esatto. Beh dai, deve essere molto carina. Sì, sì, diciamo si che tiene tutte le estati? Sì, sì, quindi praticamente anche... sono 4 anni, mi sembra che già funziona. Quindi anche la prossima estate? Sì, insomma. sì, assolutamente. Io verrò sicuramente a sentirti, poi mi dai tutti gli gli indirizzi. Mi dicevi che hai anche ballato, nello specifico ti sei dilettato nei balli caraibici e anche fatto delle gare. Come mai è nata proprio la passione del ballo ad un maschio che di solito è un po' restio per quanto riguarda il diciamo ballo? Diciamo che è stata una questione anche lì di amicizie, perché diciamo che in classe con me al liceo, quando facevo il liceo a Faenza, e avevo tre compagni di classe che facevano tutti e 3 ballo nella stessa scuola, quindi diciamo che mi hanno fatto un'opera di convincimento, perché io comunque ho sempre amato ballare, anche da bambino avevo seguito qualche corso di danza classica, danza moderna, vabbè, possiamo tralasciare. Se ci vuoi far vedere qualche No, passo, è meglio di no. Come vuoi. E dopo è nata questa piccola, diciamo, passione che sì, dopo sì, ho partecipato a qualche gara. Dove ho Quanto è durata l'esperienza ballerina? L'esperienza è durata 3 anni, poi... Beh, è abbastanza lunga, dai. Sì, dopo col fatto che ho iniziato ad andare a scuola, cioè all'università a Bologna, dopo non ho con più i avuto il tempi. tempo, esatto. Comunque ricordiamo che appunto eri un ballerino alla scuola laboratorio danza di Faenza, quindi magari cogliamo l'occasione per salutare tutti i tuoi compagni che sicuramente ti staranno guardando. Certamente. E la seconda canzone che ci proponi? La seconda canzone è Every Breath You Take dei Police. Perfetto, torno dopo. Ok. Every single day, every word you say, every game you play, every night you stay, I've been watching you. Oh, can't you see? You belong to me. I'm a Pura. Every step you take,
you. Complimenti Gioele, veramente una voce graffiante, mi piace un Grazie sacco. mille. E come ogni maschio che si rispetti, ti piace il calcio e sei un arbitro, giusto? Di prima sono un categoria. arbitro, sì. Spiegami un po' quando hai iniziato, se la passione l'hai sempre avuta. Ecco, anche qui c'è una bella storia sotto perché... Non dirmi che per amicizia anche qui. No, Ah, ok. assolutamente no, anzi forse il contrario, qui sì, funziona il contrario perché praticamente, cioè io non ho mai fatto nessuno sport, a parte ballare, che anche quello Sì. è iniziato lo stesso anno che ho iniziato ad arbitrare tra l'altro. E quindi no, arbitrare ho iniziato perché diciamo che avevo bisogno di fare uno sport, perché non facevo nulla, dovevo dimagrire, avevo una serie di cose da fare. E poi un quindi- arbitro marcia, insomma, corre. Esatto, e quindi diciamo che è anche contato abbastanza. E niente, la passione è nata così, sono venuti a presentare il corso a scuola e io ho sempre odiato i calciatori, senza offesa per nessuno ovviamente, però nel senso mi è sempre piaciuto vedere il calcio, ma ho sempre sognato di, diciamo di andare contro i giocatori, quindi l'arbitro è proprio la figura migliore e diciamo che... Quindi è diventata tutte le una gran bella domeniche passione. sei Tutte le impegnato? domeniche sono fuori, anche il sabato a volte. Sei sempre un po' sparso? Sì, tipo anche domenica sono stato a Parma per dire. Vai in trasferta, Si fanno delle insomma. trasferte abbastanza lunghe, sì. Invece sei iscritto alla facoltà di ingegneria e anche questa passione per diciamo, la matematica, come è nata? Sì, la passione per la matematica l'ho avuta sempre, fin da bambino. Poi diciamo che alle superiori non è che abbia brillato, però avevo il mio voto rispettabile, ma comunque dopo diciamo che il corso di studi mi è piaciuto abbastanza, anche perché diciamo che c'era anche economia in mezzo, quindi economia è stata la materia principale che mi ha fatto scegliere il percorso di ingegneria gestionale. Quindi adesso a che anno sei? Sono al primo anno, ho iniziato, per ora mi Ti piace. piace? Hai già sì. dato qualche esame? Sì, per Dai. ora siamo in pari. Benissimo. E invece il tuo sogno nel cassetto qual è? Il mio sogno nel cassetto comunque sarebbe quello di costruire qualcosa appunto col canto o comunque nell'ambito musicale o artistico comunque, anche perché il teatro è rimasto sempre una vetrina aperta, diciamo, e quindi così costruire qualcosa di interessante appunto, con la musica. Innanzitutto speriamo tra qualche anno insomma, che diventerai un ingegnere, poi magari pensiamo al canto. Ovviamente ci vuole sempre una base solida Sì, infatti. che supporti il sogno. Sì. La terza canzone invece? La terza canzone è Please Don't Stop the Rain di James Morrison. Bene, a dopo. Was it something that I said, or didn't say this time? And I don't know, it's me and you. I can see the skies are changing, longer shades of blue. And I don't know which way it's gonna go. If it's gonna be a rainy day, nothing we can do to make a change. We can pray for sunny weather, but that won't stop the rain. Feeling like you got no place to run, I could be a shelter till it's done. We can make this last forever, so please don't stop the rain. Let it fall, let it fall, let it fall. Please don't stop the rain. Let it fall, let it fall, let it fall. Please don't stop the rain. I thought the time was on her side. I put in far too many years to let it pass us by. You see, life is a crazy thing. There'll be good times and there'll be bad times, and everything between. And I don't know which way it's gonna go. If it's gonna be a
sunny weather that won't stop the rain. Feeling like you got a place to run. I can be a shelter till it's done. We can make this last forever. So please don't stop the rain. Let it fall, let it fall, let it fall. Please don't stop the rain. Let it fall, let it fall, let it fall. Please don't stop the rain. Oh, we're a little closer now. Yeah, I'm finding what life's all about. Yeah, I know, just can't stand it. Everything goes gone your way, but we got no control over what happens anyway. If it's gonna be a rainy day, there's nothing we can do to make a change. We can pray for sunny weather, but that won't stop the rain. Feeling like you got no place to run. I can be a shelter till it's done. We can make this last forever. So please don't stop the rain. Let it fall, let it fall, let it fall. Please don't stop the rain. Let it fall, let it fall, let it fall. Please don't stop the rain. Let it fall, let it fall. Can't stop it now. I just can't stop the rain. Let it fall, let it fall, let it fall. Oh, please don't stop the rain. Gioele, ma c'è una cosa che non mi hai detto. Parlami un po' della tua esperienza londinese. Beh, dunque, la mia esperienza londinese diciamo che è stata una delle cose più belle finora che mi è capitata, perché è stata una cosa davvero unica e anche emozionante, perché comunque è nato tutto per caso, perché praticamente nel mio paesino sempre è pieno di opportunità e c'era questa signora che è nata nel mio paesino, però adesso sta a Londra perché si è sposata con un inglese. Sì. E ha dato la possibilità a me e a un mio amico di andare a stare da lei per un mese e noi così abbiamo deciso di fare questa esperienza, di stare un mese in una scuola a Londra e abbiamo conosciuto un sacco di gente, abbiamo imparato molto inglese, Sì. è stato molto costruttivo e anche molto divertente perché comunque conosci persone da tutto il mondo, quindi è stato davvero bello e davvero interessante come cosa e niente, adesso praticamente Londra è diventata la mia seconda città, perché comunque il mio cuore è rimasto lì e praticamente io ci tornerei sempre. Ma infatti ho letto che tu ogni anno ci ritorni una settimana per approfondire i tuoi studi Sì, di inglese per la lingua. Perché sì, ritengo che sia per un discorso comunque di istruzione. Infatti l'inglese serve sempre, sì, a prescindere per un dal discorso, canto. esatto. Sì. Però anche nell'ambito del sicuramente. canto, io, diciamo che sono più proteso verso l'inglese, quindi diciamo che è meglio studiarlo abbastanza. Sì. E quindi niente, adesso ci devo tornare anche tra poco, quindi a vedere un concerto e quindi ho trovato un'altra opportunità per tornarci. Bene, allora io ti faccio tantissimi in bocca al lupo, ti faccio tantissimi complimenti e ringrazio i telespettatori, ma li lascio con la tua ultima canzone che si chiama Even. Io vi saluto e ci vediamo lunedì sempre qui su DTV. Ciao! Ciao! About our younger years, there was only you and me. We were young and wild and free. Now nothing can change what you mean to me. Oh, there lost that I could say, but it's all me now, 'cause our love will light the way. And baby, you're all that I want when you're dying here in my arms. There's nothing really hard to believe we're in heaven. And love is the all that I need, and I found in that
your heart. It isn't hard to see we're in heaven. Oh, once in your life you find someone who will turn your world around, bring you up when you're feeling down. Yeah, nothing will change what you mean to me. Oh, there's a lot that I could say, but just hold me now, 'cause your love will light the way. And baby, you're all that I want when you're dying here in my arms. I'm finding it there to believe we're in heaven. And love is the all that I need, and I found it there in your heart. It isn't hard to see we're in heaven. I've been waiting for so long for something to arrive, for love to come along. Now our dreams are coming through the good times and the bad. Yeah, I'll be standing there by you. And baby, you're all that I want when you're finding here in my heart. I'm finding it here to believe we're in heaven. And love is the all that I need, and I'm finding it there in your heart. It isn't hard to see we're in heaven. E allora grazie Valentina, grazie a Gioele, sei davvero bravissimo, complimenti e in bocca al lupo a te. A voi invece l'appuntamento a domani martedì, parliamo come sempre dei vostri diritti assieme a Paola Assini e ai suoi ospiti, non mancate.